Diciamo che la voglia di avere un team mio è, dopo aver fatto tantissimi anni a livello mondiale, ho detto perché non partire da casa con una struttura propria e cercare di trasmettere i propri anni di lavoro nella mia terra, mettiamolo così. Abbiamo strutturato un team con tutto il materiale necessario per andare via alle gare. Abbiamo uno sviluppo tecnico delle moto direttamente fatto qui in Special Racing, l'R&D che sviluppa tutti i motori e le sospensioni. Riusciamo ad avere dei livelli di sospensioni direttamente quelli ufficiali dalla Showa, quindi lì abbiamo già un bel punto di partenza. Dopo tutto quello che riguarda la parte elettronica o la parte motoristica viene fatta direttamente qui in ditta, insomma. Vogliamo aiutare i giovani a formarli sia dal lato tecnico che dal lato umano. Diciamo che ci sono tanti sacrifici per arrivare a un obiettivo, indipendentemente motoristico ma anche di vita. Quindi qui siamo proprio, come abbiamo parlato prima, basati all'antica, cioè se vuoi raggiungere un obiettivo devi arrivare a fare sacrificio e arriverai, prima o dopo i risultati arrivano. C'è chi vince il mondiale, chi magari non lo vince, però comunque quando uno dà il massimo sicuramente il risultato arriva. Abbiamo creato un'Academy per il 2021 seguita direttamente dall'allenatore, il coach Alessandro Batti, che ha sposato in pieno il mio pensiero del seguire questi giovani, dandogli il più possibile sostegno sia tecnico che psicologico. Come ho detto, i ragazzi vanno seguiti perché secondo me hanno bisogno di una spinta e di manca un po' di mordente, mettiamolo così. Noi, come abbiamo parlato prima, siamo della vecchia scuola, cioè tanto sacrificio, tanto lavoro e massimo. Non sono tutti cellulari dipendenti o comunque gente che non ha voglia di fare. Secondo me hanno stimoli diversi e modo di fare diverso da come l'avevamo noi, quindi bisogna ridimensionare magari il tiro per avere comunque lo stesso risultato che hanno avuto nei nostri confronti 10-15 anni fa, insomma. E speriamo di portarlo avanti il più possibile, perché comunque il futuro sono sempre i giovani, quindi andiamo avanti con questa direzione e con questo verso, insomma.